Siamo qui a margine della conferenza stampa di presentazione di Alexis Sanchez con un ospite particolare perché è un periodista, un giornalista Enzo Oliveira che viene addirittura dal Cile, TNT Sport, Vivo in Barcellona, vivi in Barcellona, corrispondente in Europa, corrisponde ma in chileno, Europa, però chileno cileno di sempre. nascita. Allora, Esatto. le tue emozioni da cileno di vedere Sì, probabilmente il giocatore migliore della sì, generazione d'oro del Cile sì. ancora in Italia e ritornare alla sua vecchia casa, l'Udinese. No, sempre Alexis ha cercato la passione. L'ho detto qui, che il più importante per lui è sempre essere in una città primo, perché non si parla di calcio solamente del club, Sì. si parla della città, della gente, no? Di lo che abbiamo visto ieri. Lui ha detto che erano 5 club, no? 5 opzioni di giocare e lui ha scelto, credo, la numero uno, è l'Udine, il Calcio è una squadra che non solo gioca, sappiamo che non è facile, no? Abbiamo visto la stagione scorsa che è stato molto difficile, ma a lui le piace questo, no? Anche in Marsiglia, quando è arrivato a Marsiglia non era facile giocare a Marsiglia contro il PSG, no? Contro il budget, contro un stato club, no? Certo. E le piacerebbe ritornare all'Italia in una squadra che le ha dato tutto, 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 lo ha riscoperto, le ha dato l'opportunità di mostrarsi, no? Nel calcio grande e è molto felice, credo che la scelta è la scelta giusta, una scelta perfetta e credo che le darà non solo il gol, non solo la qualità calcistica, sino anche le darà questo che, come diciamo noi in spagnolo, no? È un giocatore che è più no vecchio, nel senso di dirlo che è più Esperto, maturo. esperto, la maturità, Maturo. no? È più maduro, no? E questo è importante per altri giocatori che stanno iniziando, no? la carriera. Sì, per altri giocatori, ti nomino Pizarro, perché Sì, ovviamente tu lo conosci molto sì, meglio sì, di sì, me, è arrivato, purtroppo ancora non l'abbiamo visto perché ha avuto questo sì, piccolo infortunio, quindi ci vorrà un po' di tempo, però dal Cile ci sì, raccontano tutti che è un crack, che è un sì, fenomeno, che è pronto, ha avuto addirittura la celebrazione per la sua ultima partita col sì, Colo-Colo. È un po' il passato, presente Sanchez sì, che incontra il futuro del Cile, perché alla sì, fine lui sarà il sì. grande campione del Cile del futuro. Sì, sì, sono giocatori diversi. Uno è come diciamo, un classico numero 9, più vicino a Zamorano, Ok. anche non nel senso fisico, ma nel senso del luogo dove gioca, no? Gioca come il classico numero 9 e Alexis è un giocatore che gioca per la punta, no? Mezzala, come Il dice 10. il 10, esattamente. Ma nel senso di essere qui, la prima squadra, la prima esperienza nel calcio europeo e nell'Udinese Calcio, ovvio che è molto simile alla storia di Alexis. Quindi speriamo poi dopo che il risultato Sì, sia lo stesso coi gol, ma sì, sembra è promettere un molto bene. goleador, è un capocannoniere, un goleador, ha come si dice, la sensibilità, no, del calcio di un'altra maniera. Alexis è il calcio totale, Sì, capisci? sì, È sì. il numero 10 che gioca in tutta la... Può essere trequartista, il 10 o magari il numero 9 come abbiamo visto 2 stagioni fa a Marsiglia, no? Con Mhm, tanti gol. mhm. Ma credo che è bello parlare di lui nel senso che la prima esperienza è nell'Udinese cileno, anche il cognome Pizarro, Pizarro. Che qua ha che portato bene. bene, è il mago, no? Il Sì, fantasista. sì. Quindi sono molto contento di questi 2 giocatori a Udine. Come ultima Sì, domanda, si può sognare in Cile Mondiale sì, sempre sogniamo. 2026, Mondiale 2026, Sanchez e Pizarro davanti? Sì, ovvio, 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 sì. Credo che Alexis sta come si dice, in forma, no? Perché se facciamo una comparazione con Vidal o con Isla, la età è simile, ma Alexis, non so come dirlo, si cuida, no? Si Si cura, allena, si si tiene cura in bene, forma. ha una genetica diversa, speciale, che con 35 anni a 36, lo hai visto, no? Gioca come un ragazzo. E questo è importantissimo per un giocatore in questo livello, deve essere al 100%. Lui lo ha detto che non è nel 100% oggi, adesso, ma sarà sicuramente. Grazie Senso. No, Grazie. piacere. Ciao.